La succursale del liceo Politi di Agrigento non è sicura, CGIL e studenti manifestano. In provincia di Agrigento Forza Italia è stato il partito più votato, subito dopo testa a testa tra la DC di Totò Cuffaro e il Movimento 5 Stelle. Da giovedì prossimo 30 settembre ci sarà l'aumento per l'elettricità, un mese dopo il nuovo meccanismo di calcolo del gas con aggiornamento mensile è legato al mercato italiano. Sono quelle dei palermitani le pensioni più ricche in Sicilia, con una media che sfora i 2.000 euro al mese. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. Gli alunni del liceo Politi della sede distaccata di via Matteo Cimarra ad Agrigento stamani in protesta insieme alla CGIL. Scopriamo perché con il nostro direttore Arturo Cantella. Protesta stamani degli studenti della sede distaccata di via Matteo Cimarra dell'Istituto Politi di Agrigento. I ragazzi hanno denunciato diverse carenze strutturali del fabbricato, producendo anche dei video in merito al problema denunciato che sta avvenendo presso la sede distaccata. Sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco di Agrigento che con un'equipe specializzata formata da diversi addetti alla sicurezza faranno un report sulle condizioni dell'istituto e decideranno il da farsi. Sono Stefano Casà, uno studente del liceo Politi in via Matteo Cimarra nel plesso Majorana. Oggi una manifestazione qui davanti al plesso Politi, via Matteo Cimarra, per denunciare determinate carenze. Abbiamo visto che sono arrivati anche i vigili del fuoco. Ecco, sostanzialmente se ci vuoi illustrare qual è la problematica che voi denunciate questa mattina. Va bene, allora, oggi vogliamo denunciare alcuni problemi inerenti alla nostra scuola. Da là sopra, se lei inquadra, si vede tutto il tetto che sta cadendo in pezzi, sta cadendo a pezzi, anche dentro le classi vediamo sono situazioni inagibili, cadono pezzi di tetto per terra e gli alunni non possono fare lezione. Hanno chiuso giustamente l'ingresso principale e anche non possiamo più fare educazione fisica, non possiamo più fare ricreazione all'aperto. Vogliamo che qualcuno ci ascolti in modo tale da sistemare questa situazione che non può andare avanti. Annalisa, anche tu le cose denunciate, avete parlato con le autorità, con la dirigente scolastica, insomma illustraci un po' le ragioni di questa protesta. Stiamo protestando proprio perché, come ha detto il mio compagno, la scuola da un'entrata non possiamo entrare. Una settimana fa, dopo la pioggia, dopo che c'era stata una tempesta, avevano chiuso l'ingresso secondario, avevano detto che da lì non si poteva entrare e siamo entrati da qua, abbiamo iniziato ad entrare di nuovo dall'ingresso. 2 giorni fa hanno chiuso l'ingresso l'ingresso principale e ci hanno permesso di entrare da quello che prima era inagibile. Secondo noi questa cosa non è neanche del tutto corretta, perché se prima era inagibile non diventa agibile in pochissimo tempo. Quindi denunciamo le stesse. Quindi auspicate cosa? Che la situazione comunque migliori, perché non siamo nelle condizioni di poter studiare. È un problema di sicurezza sostanzialmente. Di sicurezza, sì, appunto, proprio perché non è giusto che in questo momento ci stanno anche negando un po' il diritto allo studio, perché noi siamo in una struttura che non ci permette di stare sicuri, cioè vivere in sicurezza. Sono Salvatore Ferro, le problematiche principali sono sia la carenza appunto della sicurezza, dato l'intonaco che cade dalle mura sia dalle entrate principali. Infatti, come ho detto, non possiamo agire praticamente da nessuna parte, però loro dicono di entrare una volta dall'entrata principale, una volta dall'entrata secondaria, sempre rischiando di cioè, cose diciamo gravi. Infatti oltre all'intonaco che cade qui da fuori, anche dentro le classi ci sono mucchi raccolti di intonaco belli grossi. All'interno delle classi? Sì. E inoltre, oltre all'intonaco, ci sono anche problematiche riguardanti l'elettricità. Infatti oggi dopo la pioggia alcuni ragazzi che sono entrati a scuola si stavano per asciugarsi con l'asciugacapelli perché erano tutti bagnati. La presa gli è esplosa in mano con il fono e infatti tutto il muro era un cortocircuito. Un cortocircuito, sì. Però è intervenuto i vigili, insomma, speriamo. Abbiamo chiamato i vigili, speriamo anche con l'aiuto della televisione, dei giornalisti, di risolvere queste cose nel migliore dei modi e farci sentire. Qualcosa? No, questo di farci sentire. Di farci sentire. No, di farci sentire e comunque di riuscire ad andare a scuola in sicurezza senza rischiare di romperci la testa con un pezzo di cemento
nella testa appunto. L'occasione è servita anche, dopo aver sentito le proteste degli studenti, per intervistare il segretario provinciale della CGIL di Agrigento, Buscemi, che ha fatto un focus sulle problematiche strutturali degli istituti scolastici di Agrigento. È chiaro che il problema va ben oltre rispetto al caso specifico che si è venuto a creare, perché sono anni che la CGIL denuncia rispetto anche ai tanti report che istituti di ricerca seri hanno fatto. Noi in Sicilia abbiamo problemi immani rispetto alla sicurezza delle scuole. Abbiamo denunciato come spesso vengono nascoste tutte le carenze, la polvere la mettono sotto i tappeti. Tanti di queste scuole, la maggior parte di queste scuole non hanno certificati di agibilità. E la cosa più grave è che in tutti questi anni non si è fatto quasi nulla e ancora oggi, nonostante anche le risorse messe a disposizione, si fa un gran parlare delle risorse del PNRR, ancora non decollano i progetti per la messa in sicurezza. È bene che questo governo regionale che si insedia affronti con determinazione questo problema e che anche gli istituti scolastici cerchino di trovare la soluzione anche con i fondi nazionali che al MIUR a volte giacciono. È un problema serio, non si può più giocare con la salute di questi ragazzi. Mi auguro che questa scintilla che i ragazzi hanno acceso ad Agrigento possa essere l'inizio per una presa di coscienza seria in tutti gli istituti agrigentini. Spesso si utilizzano dei fabbricati, diciamo, residenziali che non nascono come scuole, diciamo, vengono, diciamo, adibite ad uso scolastico, ma in realtà non è la loro destinazione originaria. Manca il senso di responsabilità di dare certezza e di dare istituti idonei per questa finalità nel tempo. Si rincorre sempre l'emergenza, si tampona, pensi che per esempio ancora nella zona industriale abbiamo un istituto tecnico che con determine le quali indicavano la provvisorietà, sono passati ormai 8 anni e ancora quell'istituto lì. Abbiamo bisogno di una classe dirigente che crede nel proprio lavoro, che crede nel proprio mestiere. È un problema, va risolto e va risolto con immediatezza e duratura nel tempo, altro che appartamenti per un anno che poi restino per decenni. C'è anche l'Istituto Foderà che attualmente è chiuso, eppure è una scuola, diciamo, attrezzata, nata diciamo, di proposito. Sì, va nella direzione in cui dicevo prima, istituti che magari potrebbero dare una risposta rispetto ai tanti bisogni e che però nessuno si fa carico di trovarle queste risposte. Ora questo istituto sembra essere destinato a questo istituto tecnico che è nella zona industriale, ma di fatto va a restringere però gli spazi ad altre scuole, perché adesso per fare spazio a quell'istituto naturalmente quelle poche aule che ci sono al Foderà devono essere sballottate in altri istituti che ancora o in altri locali che ancora non si trovano, si fa fatica e quindi mi auguro che non si faccia il gioco delle tre carte che spostano delle aule da un istituto per fare spazio a qualcuno verso altri istituti e poi magari lì troviamo le solite discussioni perché classe pollaio, perché classi dove non hanno certezza di sicurezza, quindi su questo noi apriremo anche una discussione a livello provinciale speriamo che si stabilizzi anche lì una governance, perché questi commissariamenti che durano anche qui da 10 anni ci impedisce di avere un'interlocuzione seria con qualcuno con cui programmare un lavoro serio, lo voglio ribadire, perché il tempo di intavolare una discussione cambia il commissario e si ricomincia da capo. C'è anche il problema dell'ex istituto Fermi, quel Palazzo Rosa che è da diversi anni che si doveva ristrutturare ma ancora è fermo, lì sarebbe insomma un istituto che originariamente era proprio nato apposta. Questo è uno dei mali principali della nostra terra, la provvisorietà, quello di tappare buchi, non dare classe dirigente
come dire, duratura nel tempo. E allora ci sono le elezioni, si cambia, c'è un buco e si ci mette un amico, un politico non eletto. Questo è uno dei principali drammi, mancanza di certezza e di interlocuzione seria rispetto ai temi delicatissimi, oltre che importanti, come quello di dare alla scuola agrigentina, ma sicuramente siciliana per quelli che sono i report, gente motivata e capace. Un arresto per l'omicidio a Marsala di Antonino Titone, avvenuto nella sua abitazione. I carabinieri del nucleo operativo e gli agenti del locale commissariato della squadra mobile di Trapani hanno fatto scattare le manette ai polsi di un 39enne marsalese, Giovanni Parrinello, con precedenti penali e sorvegliato speciale per l'omicidio. Alla base del delitto ci sarebbe un presunto debito non onorato che avrebbe indotto l'uomo a colpire ripetutamente la vittima. Gli agenti del commissariato, giunti sul posto a seguito di una segnalazione di probabile furto in casa, avevano trovato il cadavere riverso a terra con vistose lesioni alla testa. Erano iniziate le ricerche di un uomo e una donna visti fuggire da alcuni testimoni dal luogo del delitto. È tempo di rilettura dei numeri. I voti alle liste in provincia di Agrigento segnano il primo partito, Forza Italia, ovvero il più votato. Subito dietro c'è un testa a testa tra la Democrazia Cristiana di Totò Cuffaro e il Movimento 5 Stelle, oltre il 10%, il Partito Democratico, Fratelli d'Italia e Popolari e Autonomisti, al di sotto del 10% la Lega. Arturo Cantella. Nonostante ancora non ci siano i dati ufficiali e definitivi dei risultati della nostra città, mancano ancora all'appello 2 sezioni di Agrigento, il quadro ufficiale si può fare anche da un punto di vista regionale. Il partito più votato in Sicilia è Fratelli d'Italia, con 281.869 preferenze, pari al 15,1%. Il secondo partito risulta essere Forza Italia, con 275.080 voti, pari al 14,7%. Il Movimento 5 Stelle al terzo posto, con 254.624 preferenze, pari al 13,6%. Quindi la quarta lista, De Luca, sindaco di Sicilia Sud chiama Nord, con il 13,6%, che accumula 253.969 preferenze. Quindi il Partito Democratico col 12,7% con 237.080 voti. Poi prima l'Italia, Salvini Premier al 6,8% con 127.567 preferenze. Quindi il Partito di Lombardo, Popolari Autonomisti col 6,8% che prende 127.194 preferenze. Poi la DC, Democrazia Cristiana di Totò Cuffaro, con il 6,5% pari a 121.125 preferenze. Quindi andiamo al gruppo di partiti sotto la soglia del 5% che non entrano come rappresentanza elettorale presso la Sala Gialla. 100 passi per la Sicilia con il 3%, Sicilia Vera 2,7%, Azione Viva Italia Calenda con il 2,2%, Orgoglio Siculo con Cateno De Luca l'1% con 18.000 preferenze, Siciliani Liberi lo 0,4%, Terra d'Amuri 0,2%, Giovani Siciliani 0,2%, Autonomia Siciliana 0,2%, Lavoro in Sicilia 0,1%, 1.793 preferenze, Impresa Sicilia 0,1% e basta mafie. Intanto ad Agrigento entrano per Forza Italia l'onorevole Riccardo Gallo Afflitto con 7.191, il voto è ancora parziale per via di qualche sezione che manca. Margherita La Rocca Ruvolo che entra al posto dell'onorevole Gallo, che lo stesso ha optato nel listino, quindi Fratelli d'Italia, l'onorevole Giuseppe Savarino con 7.111 voti, la Lega Carmelo Pullara, che purtroppo per un discorso di proporzionalità del voto, nonostante abbia preso 8.948 voti, non è rappresentato in Parlamento. Quindi la nuova DC, che esprime l'ex sindaco di Ribera, Carmelo Pace, con 7.864 preferenze, Autonomisti e Popolari con l'onorevole Giovanni Di Mauro, con 7.916 preferenze, quindi il PD con l'uscente riconfermato onorevole Michele Catanzaro, 7.818 voti.
e per il Movimento 5 Stelle Angelo Campiano, che supera Giovanni Di Caro prendendo 3.629 voti. Gli altri partiti che non entrano nella compagine assessoriale dell'ARS, che sono 100 Passi per la Sicilia, che raccolgono ad Agrigento 4.528 voti, il primo per voti è Pietro Iaquilino con 436 preferenze, quindi Azione Viva con il candidato Fabrizio Di Paola che prende 2.996 preferenze, il partito Azione Viva di Calenda raccoglie ad Agrigento 8.222 voti, quindi De Luca sindaco. Il più votato è l'ex onorevole Gaetano Cani con 2.459 preferenze, la lista prende 5.856 voti, quindi Sicilia Vera il più votato è Salvatore Malluzzo con 1.702 voti, quindi Orgoglio Siculo con 588 voti e Siciliani Liberi con 54 voti. E intanto arriva oggi il ringraziamento dell'onorevole Margherita La Rocca Rubo per essere stata eletta al posto di Gallo che ha optato nel listino. Ringrazio un territorio intero, la mia comunità, le comunità vicine, per la fiducia che mi è stata ancora una volta accordata, che consentirà sicuramente di continuare a lavorare, di portare avanti le cose che sono state messe in cantiere in questi anni, e quindi non posso che dire grazie per il grande supporto che ho ricevuto soprattutto nelle comunità di Montevago, Santa Margherita e Menfi, e poi ovviamente la soddisfazione più bella è rendersi conto che in ogni comune, in ogni paese, anche con un voto, sono stata presente. Ecco, questo credo che sia per un politico, per una persona che da anni si spende, un apprezzamento e una considerazione non indifferente. Mi sento un po' stordita da quella che è stata la campagna elettorale, un po' perché l'abbiamo fatta in piena estate con temperature altissime, mentre la gente era al mare, il fatto che chiedere il voto in un momento in cui magari appunto le persone sono in vacanza, quindi tutto è stato difficile, però i risultati sono quei risultati che tutti speravamo, un presidente di Forza Italia eletto per la prima volta, il fatto che il partito Forza Italia nella provincia di Agrigento oggi si conferma come il primo partito. Ecco, tutto questo non può che essere di buon auspicio, non tanto per noi che siamo operatori politici, per noi deve essere da sprone, ma per il territorio questo deve essere sicuramente un motivo per continuare a sperare in una buona politica e per poter continuare a pensare ai risultati che su questo territorio devono arrivare. Io resterei volentieri, come ho già detto, di voler fare, ma da Roma mi stanno chiedendo di impegnarmi nel partito a livello nazionale. A me piacerebbe restare in Sicilia, vedremo. Il leader siciliana di Forza Italia e presidente dell'ARS uscente Gianfranco Miccichè apre all'ipotesi di optare per il Senato e di non tornare all'Assemblea regionale come aveva annunciato nel corso della campagna elettorale. Dopo aver ricevuto i complimenti di Berlusconi per il risultato in Sicilia, Miccichè non esclude di passare la mano come coordinatore regionale del partito. In Forza Italia non ci sarò io a vita, e sottolinea di essere in assoluta sintonia con il presidente della regione. Quello fa me, e Renato Schifani dice, è un rapporto di grande intelligenza reciproca. I nostri rapporti sono ottimi, qualunque sarà il mio ruolo. Miccichè, che è stato protagonista di duri scontri con il governatore uscente Nello Musumeci, si dice sicuro della tutela della coalizione di centrodestra all'ARS. Renato ha una grande dote, un'arma in più. Lui parla con tutti, a differenza di Musumeci, e utilizzando questo metodo non potrà che essere un ottimo presidente. Sono certo che avrà rapporti positivi con tutti. Il risultato della coalizione è eccellente, schiacciante, ma quello che mi fa più piacere è smentire chi voleva mettere zizzania fra di noi utilizzando lo spettro del voto disgiunto contro Schifani. Non c'è un partito trasversale che ha remato contro il voto disgiunto, si è fermato a percentuali fisiologiche, la coalizione è stata unita. Miccichè conferma, non entrerò nel governo Meloni. Con Fratelli d'Italia spiega, ho avuto uno scontro troppo violento negli ultimi mesi, non è corretto né per me né per loro, meglio evitare. Su Giorgia Meloni spiega che è di una bravura strepitosa, non sarà un estremista di destra ma una vera premier, se la lasciano in pace può fare bene. Io, rivela Miccichè, avevo detto a Berlusconi
Berlusconi, vinco le elezioni e poi lascio, e sono pronto a fare quello che ho detto a maggior ragione se andrò a Roma. Poi certo, mi chiederanno di trovare un'altra persona, ma magari a quel punto il problema ce l'avrà Forza Italia in Sicilia. Manifestazioni estive ad Agrigento, i soldi spesi dal comune di Agrigento e dall'ente parco. Giuseppe Di Rosa invita la stampa per riflettere su queste tematiche, evidenziando quantità, qualità e attori coinvolti. Il nostro direttore Arturo Cantella. Giuseppe Di Rosa, oggi una conferenza stampa qui a Porta di Ponte per delle denunce che quotidianamente arrivano dalla sua persona e dall'associazione che lei rappresenta su tantissime problematiche della città. Oggi in particolare mette il dito su di uno, quale? Facciamo le pulci a ciò che è stata l'estate agrigentina. Riteniamo che 700.000 euro di spesa tra Comune e Parco Valle dei Templi sia una spesa folle per quello che offre la città al turista. Assenza di bagni pubblici, assenza di parcheggi, assenza di tutti i servizi indispensabili. Riteniamo che spendere dal parte del parco, intanto vorremmo capire se il parco può spendere questi soldi per quello che li spende. Non è assolutamente una promozione del territorio, perché è fatta durante l'estate, non è fatta preventivamente o per il turista. Riteniamo che 50.000 euro di banchetti siano troppi, 11.000 euro per lo sviluppo di un marchio siano troppi, riteniamo che 7.320 euro per la capra giurgintana sia una spesa folle. Non riteniamo che valga la pena di parlare poi di concerti ed altro, perché abbiamo allegato un elenco che speriamo la stampa pubblichi integralmente, sono tutte le delibere. Riteniamo che il Comune di Agrigento non possa e non debba delegare il distretto turistico ad organizzare gli spettacoli con fondi pubblici, perché non potrebbe. Vorremmo capire in base a quale normativa riescono a farlo, cioè questo serve per venir meno a certe incombenze amministrative. E quello che diciamo è solo una cosa: ci rendiamo conto di essere antipatici a chi da quei fondi campa anche le famiglie, perché è impensabile che si possano spendere 8.000, 10.000, 12.000 euro per 3 televisori in una vetrina di un negozio in via Atenea, ed è impensabile che continuiamo con i soldi pubblici a finanziare amici e parenti di deputati e politici vari. Riteniamo che la città debba sapere, è quello che stiamo facendo, vi portiamo a conoscenza di ciò che accade di fatto, ma poi non straniatevi se ci sono, purtroppo il voto di scambio esiste ad Agrigento, poi se ci sono 24 consiglieri ammutiti o un sindaco avvezzo a quello che sta accadendo con SUV e concorsi vari, falsi, e noi denunciamo, poi la città deve aprire gli occhi, e ritengo che ad oggi non l'abbia ancora fatto. Lei è diventato ormai l'unica punta di opposizione, diciamo, un po' a tutto quello che succede in città. Come mai? Ma perché non sono mai voluto entrare in quello che è la gestione dell'amministrazione comunale, regionale e locale della politica. Non si gestisce la politica per impinquare i portafogli degli amici, assolutamente no. Dobbiamo cambiare questa terra se vogliamo dare un futuro ai nostri figli, ai nostri nipoti, al nostro essere. Io non ci sto, non è nel mio DNA, poi ognuno tira le somme, io magari poi raccolgo pochi voti perché la gente, ripeto... Però quando lei denuncia vediamo che c'è subito un intervento da parte delle autorità preposte in generale, ecco, senza, diciamo, fare un elenco questo e quello, però quando lei fa delle sue denunce vediamo che nel giro di 24 ore spesso il problema si risolve. Come lo spiega questo? Ma perché siamo gli unici a segnalare, perché di fatto facciamo vedere tutto. Io sto facendo vedere le carte, non stiamo inventandoci nulla, ci sono le delibere, c'è tutto. Non possiamo e non scriviamo il riferimento perché rischieremmo delle querele, però è inutile che vi venga a dire che spendere 22.000 euro per un concerto in piena estate a Sallione, quale turismo ha portato a Sallione senza pubblicizzarlo, 22.000 euro. Spendere 25.000 euro, cioè vi faccio l'elenco, vi prendo delle spese folli, di no aspetta scusatemi, 23.000 euro qua, Giovanni Napoli, Simona Molinari Band, cioè un concerto, 23.000 euro, hanno fatto pagare dei biglietti per l'ingresso. Quanto cavolo costa una cantante? Ma chi è Simona Molinari?
cosa ha portato all'interno della valle. Simona Molinari in altri tempi avrebbe dovuto pagare per cantare a ridosso della Valle dei Templi. Cioè, sono discorsi, io vedo la politica in un modo, vedo la politica per espandere il territorio e farlo diventare qualcosa di bello. Ma voi siete mai stati a Licata, a Sciacca, siete mai stati a Enna, siete mai stati a Ragusa, siete mai stati a Pergusa, siete mai stati a Siracusa? Agrigento è rimasta ed è ad oggi la città più brutta dei mortali, la città più gestita male, ma senza bagni pubblici, senza un servizio, senza nessun servizio pubblico. Ma dove vogliamo andare? Questi soldi potevano benissimo essere spesi diversamente e almeno il 50%, cioè vi faccio un esempio, per portare ad Agrigento 5 tappe di un grande evento, cioè che potrebbe essere, che ne so, il Festival Bar di una volta, con 300.000 euro porti un'estate il Festival Bar ad Agrigento, non puoi organizzare feste e festini per gli amici, basta, è il momento di dire basta. Operazione contro il clan Santa Paola, 30 arresti, tra loro il reggente della Cosca. C'è il servizio. Manette in mezza Italia per la nobiltà della mafia catanese. Un duro colpo è stato inflitto dai carabinieri del comando provinciale Etneo alla famiglia Santa Paola Ercolano. 30 affiliati dislocati tra Catania, Prato, L'Aquila, Enna, Perugia, Vibo Valentia, Palermo, Benevento, Siracusa e Avellino sono gli indagati dell'operazione Sangue Blu. Più di 250 militari hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare firmata dal GIP del Tribunale di Catania su richiesta della Procura distrettuale antimafia, ipotizzando i reati di associazione di tipo mafioso e concorso esterno, estorsione, traffico di sostanze stupefacenti, detenzione illegale di armi e munizioni e concorso in trasferimento fraudolento di valori. Reati aggravati dal metodo mafioso. Nel corso dell'inchiesta inquadrate le recenti evoluzioni delle dinamiche associative della famiglia Santa Paola Ercolano. Tra gli arrestati anche l'attuale responsabile provinciale della famiglia mafiosa. Dall'indagine sono emersi un vasto giro di estorsioni ai danni di imprenditori catanesi, un fiorente traffico di stupefacenti, il recupero crediti attraverso prestiti a usura e l'intestazione fittizia di attività economiche. I proventi delle attività illecite venivano utilizzati sia per il mantenimento delle famiglie degli affiliati detenuti, sia reinvestiti in altre attività imprenditoriali. Sequestrati beni per un valore complessivo di oltre 4 milioni di euro. Il questore di Palermo, Leopoldo Laricchia, ha disposto la sospensione della licenza e la chiusura del locale Don Chisciotte di via Candelai per la durata di 30 giorni. Il provvedimento è stato istruito dai poliziotti della divisione di polizia amministrativa dopo un grave episodio di intossicazione etilica che ha riguardato nei giorni scorsi 2 ragazzine di 14 e 12 anni. Entrambe erano state condotte in ospedale in stato di incoscienza a seguito dell'assunzione di alcol etilico. La censurabile condotta dell'esercente, scrive la questura in un comunicato, non si sarebbe limitata alla somministrazione alcolica, ma avrebbe riguardato anche la mancata adozione di iniziative di soccorso, quali chiamare un'ambulanza per un pronto intervento medico o prestare nell'immediato aiuto. Ieri sera la notifica del provvedimento. Il dirigente superiore vicario del questore Egidio di Giannantonio saluta Agrigento perché promosso e trasferito ad altro incarico. Vediamo. Conferenza stampa stamani del questore di Agrigento, Rosa Maria Eraci, presso la sala San Michele della questura, per un saluto di commiato del dirigente superiore dottor Giannantonio, promosso e trasferito ad altro incarico. L'occasione è servita al questore Rosa Maria Eraci anche per tracciare un bilancio sull'attività svolta globalmente dalla questura di Agrigento, un lavoro intenso, in particolare quello relativo al contrasto all'immigrazione clandestina. Sì, noi siamo assolutamente contenti, è un riconoscimento del lavoro fatto globalmente da tutta la squadra della questura che ha premiato in questo momento la professionalità del vicario del questore, del dottor Di Giannantonio, promuovendolo alla qualifica superiore di dirigente superiore della Polizia di Stato. Abbiamo lavorato in maniera molto intensa, abbiamo lavorato per cercare di garantire e di lasciare immutato il sistema del controllo del territorio senza che questo venisse condizionato dall'enorme lavoro che abbiamo fatto nel settore dell'immigrazione. I risultati ci hanno premiato, come vedete, con la promozione di cui stiamo parlando.
Cosa mi rimarrà di più? Tutto quello che ho fatto, tutte le persone che ho incontrate e la città anche, perché mi ha dato la possibilità di vivere dopo tanti anni di città grande, di vivere in una città piccola e quindi di poter disegnare meglio le difficoltà, ma devo dire anche i piaceri che offre una piccola città, sicuramente più vivibile, sicuramente più a misura d'uomo e con problematiche che ti rendono tutto molto più vicino alle persone e alla città stessa. Lei ha ricordato Ravanusa, per esempio, in conferenza stampa. Sì, Ravanusa è stata una di quelle esperienze che avrei preferito non fare, non per il mio lavoro, ma per ciò che è successo agli abitanti e alle persone che non ci sono più di Ravanusa. Lì c'è stata una grande difficoltà, però devo riconoscere, come ho detto poco fa, che la struttura pubblica statale della provincia, per quanto sicuramente non avvezza per fortuna a questo tipo di emergenze, penso che abbia risposto molto bene e da subito a tutto ciò che è successo e per rendere il miglior servizio possibile che tutti gli ambiti dello Stato e tutte le formazioni statali potessero in quel momento rispondere. E devo dire, anche da Roma hanno risposto prontamente, perché la mattina del giorno stesso ero lì e la mattina presto tutte le autorità nazionali sono scese a Ravanusa, e quando parlo di autorità nazionali parlo delle autorità che comunque in qualche maniera dovevano affrontare e risolvere il problema, non solamente di rappresentanza, assolutamente no. Cosa le mancherà? Ma guarda, mi mancherete voi, perché poi alla fine voi come agrigentini, perché un popolo tranquillo, mi sono trovato bene, nel senso che mi sono sentito, spero di non essermi sbagliato, ma se mi sono sbagliato, come diceva quello, spero di essermi sbagliato sentendomi bene, che è sbagliato è sentirsi male, perché mi sono sentito circondato dal vostro affetto, dal mio ufficio, dagli appartenenti alla Polizia di Stato nelle varie conformazioni, dal poliziotto che lavorava alle varie rappresentanze e associazioni sindacali, civili e di polizia, ma anche a tutti i colleghi, perché io la sera comunque andavo con loro a giocare a calcio a 11
I carabinieri del nucleo ispettorato lavoro di Caltanissetta hanno effettuato un blitz in un'azienda di Canicattì, scoprendo numerose irregolarità e ben 8 lavoratori su 11 in nero. Nei confronti dell'imprenditore, un 56enne di Canicattì, è scattata la denuncia e una maxi multa di 50.000 euro. Sospesa anche l'attività. Il blitz è scattato in un'azienda in contrada Grotticelle. Diverse le irregolarità contestate, dalla mancata nomina del responsabile del servizio prevenzione rischi al non aver fornito i dispositivi di protezione e sicurezza, ne ha indicato gli addetti di primo soccorso. Adesso c'è la pubblicità, a tra poco vi aspetto. Bollette, scopriamo cosa cambia per le tariffe di luce e gas dal 1 ottobre. Giovedì 30 settembre ci sarà l'aumento per l'elettricità, un mese dopo il nuovo meccanismo di calcolo per il gas. In quest'ultimo caso l'aggiornamento diventerà mensile e legato al prezzo che si forma sul mercato italiano e non più ad Amsterdam. Vediamo. Dal 1 ottobre cambia il calcolo per le variazioni delle bollette per l'elettricità e il gas naturale. Sono novità importanti introdotte nel tentativo di contenere i costi che gravano sui consumatori e per rispondere ai prezzi record raggiunti dal metano sui mercati internazionali, prima per la ripresa post-Covid e poi a causa della guerra in Ucraina. L'appuntamento è per giovedì 30 settembre, quando l'ARERA, già autorità per l'energia, annuncerà quelli che saranno inevitabilmente i nuovi aumenti per famiglie e piccole imprese. Ma attenzione, perché c'è una novità importante: verranno comunicate solo le nuove tariffe per l'elettricità, valevoli per i prossimi 3 mesi e quindi fino a fine anno. Per conoscere le nuove tariffe per le bollette del gas bisognerà invece attendere il 30 di ottobre. Lo ha stabilito l'Authority nel tentativo di contenere le spese dei consumatori, dopo l'aumento record dei prezzi della materia prima, con una serie di novità importanti da tenere a mente. La prima, a differenza dell'elettricità, le variazioni delle tariffe del gas verranno annunciate mese per mese e non ogni 3 mesi come è stato finora. Questo perché il prezzo del gas è stato negli ultimi 2 anni estremamente volatile. Calcolando le variazioni ogni 3 mesi si potrebbe avere differenze eccessive e che potrebbero non corrispondere a quanto accade sui mercati. Un mese con punte molto elevate di prezzi potrebbe vanificare infatti i risparmi degli altri 2 mesi. D'ora in poi non sarà più così. Le tariffe verranno calcolate sui prezzi medi mensili del punto di scambio virtuale del mercato italiano. Lo ha stabilito anche in questo caso l'Autorità per l'Energia, con lo scopo di trasferire con tempestività ai clienti finali il beneficio di eventuali iniziative europee di contenimento dei prezzi. Ma si spera anche di avere prezzi più bassi rispetto al mercato olandese. Infine c'è un'ultima novità che riguarda le bollette del gas. Il calcolo della tariffa non verrà più fatta sulle previsioni dei prezzi a venire ex ante, ma sui prezzi registrati nei 30 giorni precedenti, ex post. Anche in questo caso per essere più aderenti all'andamento delle quotazioni. E un'altra novità, anche se in vigore già dal mese scorso, l'autorità ha deciso che potranno diventare mensili e non più solo bimestrali. Ha accolto una richiesta dell'Unione Italiana Consumatori per permettere ai clienti finali di conoscere più frequentemente la propria spesa e di redistribuire pagamenti su più mesi. Secondo le prime stime, però, le tariffe potrebbero raddoppiare rispetto a quanto è stato pagato nel terzo trimestre dell'anno. A pesare sono i costi della materia prima, in particolare del gas naturale, combustibile che copre più del 40% della domanda per la produzione di energia. Sono quelle dei palermitani le pensioni più ricche in Sicilia, con una media che sfiora i 2.000 euro mensili. È uno dei dati che emerge dal bilancio sociale dell'INPS illustrato a Palazzo dei Normanni a Palermo. Vediamo. Sì, diciamo il 2021 potrebbe essere battezzato come un anno di correlazioni e contraddizioni. Abbiamo dei dati, ovviamente quelli dell'INPS gestendo dei big data, sono dati particolarmente importanti che sono correlati tra loro, come ad esempio la crescita del PIL, la diminuzione della popolazione, con un mantenimento costante del numero dei pensionati da un lato, con una riduzione dei disoccupati, delle prestazioni di disoccupazione che sono correlate appunto con l'aumento dei rapporti di lavoro,
un PIL che è cresciuto del 5-7% l'anno scorso, ha visto anche crescere il numero di aziende da un lato, mentre ci sono rispetto a questo delle contraddizioni. Quindi un periodo che in qualche maniera legittimava aspettative migliori rispetto a prestazioni assistenziali, invece ha visto nel 2021 una forte crescita delle domande di varietà civile e di reddito di cittadinanza. Quindi aumentano ovviamente le domande per quanto riguarda il sussidio rispetto all'anno scorso? Il 2021 che è stato un anno teoricamente buono, è vero che il raffronto era con l'anno terribile del 2020, la pandemia, però di fatto è un anno di crescita economica, un anno di crescita dei rapporti di lavoro, quindi magari era anche legittimo aspettarsi che non crescesse in maniera così importante invece il fenomeno proprio dell'invalidità civile e del reddito di cittadinanza. Sì, la funzione dell'istituto in questi anni è stata determinante, pensiamo solo all'emergenza Covid e tanti provvedimenti che sono stati adottati per andare incontro alle persone che hanno tanto bisogno. Purtroppo il futuro ci chiamerà a un ruolo altrettanto importante e significativo per contrastare la povertà, per favorire il lavoro e la ricollocazione al lavoro e anche per tutelare i redditi dei pensionati e dei lavoratori dipendenti, quindi un ruolo fondamentale che a livello nazionale e nei territori l'INPS sta svolgendo con tanto impegno, pur avendo una forte carenza di personale che al più presto ci auguriamo si possa anche recuperare. La Sicilia anche quest'anno è stata protagonista di Terra Madre Salone del Gusto, il più grande evento internazionale dedicato al cibo buono, pulito e giusto, in scena a Torino. La Regione Sicilia ha partecipato con uno stand e un programma di appuntamenti organizzati dalla Regione e da Slow Food Sicilia. Vediamo. Si è chiuso il sipario a Torino sull'appuntamento di Slow Food più importante dell'anno. A Parco d'Ora migliaia di persone hanno visitato Terra Madre, Salone del Gusto, giunto alla sua 14ª edizione. L'evento era distribuito su 80.000 metri quadri di spazio, 3.000 i delegati della rete di Terra Madre da 130 paesi, 300 docenti, esperti e ricercatori per 700 eventi tra conferenze, laboratori e food talk in programma. Oltre 50 cuochi dai 5 continenti, 300 tra volontari e attivisti e oltre 600 gli espositori e produttori provenienti dalle regioni italiane. Di questi ultimi circa 50 hanno tenuto alto il buon nome della Sicilia e delle sue apprezzatissime produzioni a marchio Slow Food. Non è soltanto il prodotto, è la percezione che quel prodotto ha e mi consente di dire che noi abbiamo dei prodotti che sono un percorso sensitivo della nostra terra. Noi oggi grazie a Slow Food stiamo cercando di promuoverlo, di farlo conoscere per salvaguardare la biodiversità del nostro territorio, perché lo Spino di Menfi rappresenta la biodiversità del nostro territorio. L'agricoltura di oggi è fatta di mezzi elettronici, internet, e bisogna sempre garantire comunque degli standard qualitativi superiori per avere il giusto ritorno economico del prodotto. Andiamo a produrre i dolci a base di nocciole e dei nebrodi, soprattutto la pasta reale in questo caso per l'evento di Terra Madre Salone del Gusto 2022, dove la pasta reale è diventata presidio Slow Food, quindi per tutelare proprio questo dolce conventuale che ci è stato tramandato dalle suore del convento dell'Abbadia tramite una ricetta orale, e tramite una ricetta orale noi tutt'oggi prepariamo questo dolce con tantissimo sapere e sapore della nostra terra. Fondiamo le radici in 3000 anni di storia dall'epoca dei Fenici, costa bassa, clima favorevolissimo, per cui si installa la salina. Questa è una realtà che dire artigianale è poco, ma oltre l'artigianalità parliamo solo di 650 tonnellate di sale raccolto oggi come allora a mano e asciugato all'aria. Queste varietà sono varietà qualitativamente superiori alle altre, però producono un po' di meno. A noi basterebbe un po' di visibilità, far conoscere di più i nostri prodotti e proporli sempre, questo sì, perché un piccolo aiuto commerciale sarebbe l'ideale. 5 giorni all'insegna dell'hashtag Regeneration hanno indiscutibilmente dimostrato che mangiare è un atto politico e che le scelte di acquisto e consumo impattano direttamente sulla salute dell'uomo, del pianeta e del mondo vivente intero. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.